Serie B-Win. Tutti i colori della passione. 39esimo turno di Serie B-Win in scena allo stadio San Francesco di Nocera Inferiore, dove gli uomini di Auteri si giocano oggi una chance fondamentale per la corsa a salvezza contro l'Albino Leffe. I play-out sono lì ad un passo, ma servono 3 punti oggi. Gli ospiti con una sconfitta potrebbero già salutare aritmeticamente la Serie B-Win. Arbitra Di Bello di Brindisi. E la Nocerina a partire decisamente meglio dopo soli 4 minuti di gioco. Arriva questa bella azione che porta alla conclusione Merino, che segna l'1-0, quinto gol in campionato per il peruviano dal suo arrivo. A gennaio rivediamo il pallone corto e poi la botta di prima intenzione del peruviano per il gol del vantaggio della Nocerina al minuto 4. Minuto 15, ancora la Nocerina in forcing. Tiro appena fuori di Laverone alla sinistra della porta avversaria. Minuto 16, ci prova l'Albino Leffe a rispondere. La risposta però è tutta in questo tiro di Girasole. Blocca Concetti senza problemi. Ancora Albino Leffe, minuto 18, ci prova da fuori anche Cisse. Anche qui nessun problema per Concetti che si accartoccia e blocca. Minuto 47. Prova ancora Merino con il sinistro, questo in pieno recupero nel primo tempo. Sciupa, un'occasione importante ancora la Nocerina, rivediamo nel replay. Ancora solo Nocerina ad inizio del secondo tempo. Ancora Merino, grande la sua azione, poi il sinistro, buona la risposta di Tomasig in calcio d'angolo, spettacolare. Ed efficace la parata dell'estremo difensore dell'Albino Leffe. Farias, bella la sua azione sulla sinistra. Di Maio spreca tutto, spreca il raddoppio, porta praticamente vuota al minuto 3 del secondo tempo. Importante questo cambio, esce Laner, entra Etemai al minuto 9. Minuto 10, calcio di punizione di Giuliatto che va sulla barriera. Il controcross sempre di Giuliatto, ci prova Figliomeni con il destro, però non riesce a centrare la porta. Minuto 12, Etemai appena entrato, prende il giallo per questa gomitata a Catania, poi protesta e viene direttamente espulso e quindi dal minuto 12 del secondo tempo Albino Leffe in 10 uomini, solo 3 minuti in campo per Etemai appena entrato al posto di Laner. Albino Leffe fa molta fatica con l'uomo in meno, altra occasione per Merino, la sua conclusione alta dopo una bella azione della Nocerina iniziata da Farias. Minuto 32, altro bel contropiede dei padroni di casa. Sciupa però in questa circostanza. Merino comunque in assoluto il migliore in campo e non solo per il gol che ha deciso la partita. Minuto 39, ultimissima azione per la Nocerina, questa volta è Farias a farsi bloccare il pallone da Tomasig. Finisce 1-0 per la Nocerina che mantiene così l'ultimo posto disponibile per i play-out. Per l'Albino Leffe la 10ª sconfitta consecutiva, significa aritmetica retrocessione.